Venezia ha, lo leggiamo su tutti i giornali, dai 110 ai 115 mila visitatori al giorno, quindi chiaramente un livello pre-Covid 2019, e l'azienda offre come servizio a questa domanda dell'utenza un servizio invernale ridotto rispetto al 2019. L'offerta del trasporto pubblico veneziano non è adeguata alla domanda, un problema che in questi mesi sta sperimentando spesso chi prende un vaporetto. E secondo Walter Novembrini, segretario generale della Filt CGIL di Venezia, il no del 55% dei lavoratori ACTV alla proposta di accordo che azzera il contratto di secondo livello è mappa del voto alla mano la bocciatura dell'attuale gestione del servizio in laguna. Con il rischio, da un lato, di avere assembramenti continui e ripetini in tutti gli approdi, di avere mezzi sovraccarichi, ma anche di perdere risorse, perché poi a Venezia chi deve aspettare un'ora al battello poi rischia di andare a piedi. Oppure, Punta Sabbioni per fare un esempio, il sindaco di Cavallino Treporti è costretto a dire ai visitatori di Cavallino Treporti di rivolgersi ai privati, di non rivolgersi all'azienda. Se altrove si invita l'utenza a valutare altri mezzi di trasporto rispetto al servizio pubblico, a Venezia, prosegue Novembrini, è l'azienda stessa di trasporto pubblico ad esternalizzare ai privati parte delle corse dei vaporetti. La prossima, secondo la CGIL, sarà la linea 2 per il Lido. Quei mezzi non sono idonei a quel servizio di linea e non si risponde a quella domanda di servizio. Quindi un conto sono eventuali servizi aggiuntivi al servizio, un conto è subaffidare pezzi del servizio e non rispondere a quella domanda. E peraltro per subaffidare quel servizio alcuni lavoratori, spesso molti lavoratori, vengono messi disponibili o tolti dalle linee che dovrebbero fare. In comune il Partito Democratico ha invitato alle dimissioni l'assessore alla mobilità Renato Boraso. Secondo il PD in questi mesi è stato di fatto commissariato dall'assessore al bilancio Michele Zuin e non ha fatto nulla per garantire un'adeguata mobilità pubblica e migliorare il confronto sociale. Il PD ha chiesto l'immediata convocazione della Commissione Comunale Trasporti.